Oggi coloro che ci rappresentano a livello nazionale all'interno della segreteria federale stanno facendo un ottimo lavoro, però non dobbiamo accontentarci, cioè, noi veneti rappresentiamo una fetta importante della Lega e quindi è giusto che ci ritagliamo i nostri spazi, che significa portare a casa i nostri temi, uno su tutti è ovviamente l'autonomia. Vietato accontentarsi. Sembra questo il motto di buona parte dei leghisti veneti in vista del congresso federale indetto dal leader Salvini per i primi di aprile a Firenze, città che a molti nella Liga Veneta già sembra troppo lontana da quel settentrione cui si vorrebbe dare maggiormente voce. Mario Conte arriverà nel capoluogo toscano non solo in qualità di sindaco di Treviso e presidente ANCI regionale, ma anche come nome possibile per il dopo Zaia, se un dopo Zaia ci sarà. Non ho dubbi che la sensibilità del segretario federale sia quella di ascoltare e far proprie queste sensibilità, però giustamente il Veneto porterà avanti le proprie istanze. Noi veneti faremo sentire in modo costruttivo e propositivo quelle che sono le sensibilità di un territorio, quindi non di un partito, però dobbiamo far nostre le istanze della gente e farla diventare iniziative politiche e amministrative esattamente come fanno i sindaci. Sostegno a Salvini o ad altri eventuali candidati solo nel nome di una Lega popolare, federale e post-ideologica. Il messaggio già recapitato dall'assessore regionale Roberto Bulldog Marcato, per cui l'autonomia non sarà merce di scambio. E a proposito di autonomia, Zaia da Palazzo Balbi aggiorna i lavori. No, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo lo potete scrivere, nel senso che noi stiamo andando avanti col discorso della protezione civile. Si vorrebbe mettere in lavorazione anche la giustizia di pace e il tema della previdenza alternativa. A Zaia e alle sue battaglie continua a guardare anche Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Per noi è una figura, Zaia e la sua area politica in Veneto, che è fatta da sindaci capaci che sanno fare il loro lavoro. Da qui a parlare di un'alleanza elettorale, magari in un grande centro, però ce ne corre, Calenda è granitico nella sua convinzione. Che non ci sarà il terzo mandato. E siccome non ci sarà il terzo mandato, discutere continuamente del terzo mandato è una follia.